Le analisi di laboratorio hanno confermato che i due decessi, quello di un 73enne di Merlengo di Ponzano Veneto e quello di un 87enne di Salgareda, avvenuti nei giorni scorsi all'ospedale Cafoncello di Treviso, sono da attribuire alla febbre del Nilo, infezione trasmessa dalla puntura di zanzara che può portare all'encefalite. Confermato anche un terzo caso in un paziente di 72 anni di Cessalto che però è già in ripresa. Purtroppo abbiamo avuto questi 2 decessi di persone comunque che avevano anche altre patologie e che quindi purtroppo non sono riusciti ovviamente a difendersi rispetto all'encefalite e quindi e abbiamo avuto un caso invece di un settantenne che è a domicilio, credo stia già addirittura bene. Altri casi non abbiamo avuto, anche perché poi l'allarme che è stato fatto dal Dipartimento di Prevenzione e che hanno, subito recepito i sindaci è quello di stare attento, di sensibilizzare la popolazione. Necessario per contenere la diffusione del virus West Nile, limitare al massimo la stagnazione dell'acqua in sottovasi e recipienti per evitare la deposizione delle uova delle zanzare, così come cercare di tutelare gli anziani e i soggetti fragili utilizzando scrupolosamente le zanzariere e repellenti sulla pelle in caso si debba uscire all'imbrunire.